FIPA Veneto TV. Si disputano oggi le finali regionali per le categorie Under 15 maschile e Under 16 femminile, ospitate dalla FIPA Vivo. Nel primo pomeriggio si sono svolte le finali terzo e quarto posto per entrambe le categorie. Nel settore femminile il quarto posto si piazza il Volley Clodia, mentre sale sul podio Torri di Quartesolo. Nel settore maschile invece la Volley sale sul podio vincendo contro l'Agora Volley Venezia per 3-0. E ora le finalissime, scontro al vertice tra Volley Treviso e la Chioene Padova per il maschile, mentre nel settore femminile si scontreranno le ragazze della Bruno Premic Bassano e le ragazze del Leali Padova Volley Project. Allora godiamoci queste due finalissime e a più tardi con le interviste ai vincitori. Manca poco all'inizio di questa finale. Mettere un attimino di più in pressione, se sono in posto 4 e devo fare un pallone come lavorarla la palla, lavorare.
qui con Diego Martin, allenatore del Treviso, che insomma una fatica tremenda, una partita oltre le 2 ore, ma non c'è 2 senza 3. Sì, con Padova quest'anno abbiamo fatto sempre delle battaglie e la gara è andata per le lunghe, perché in realtà oggi sono stati più gli errori a caratterizzare secondo me questa partita, un po' da tutte e due le parti. Sarà stata la tensione della finale, poi ci sono stati i momenti anche molto buoni di pallavolo, però momenti, quindi le cose lunghe sono quelle.